Filo diretto. Luigi, a te la linea. Grazie, allora ringraziamo questa Radio Libertà che ci dà la possibilità di poter parlare, spiegare e dare informazioni. Noi siamo quelli dell'Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di volontariato composta da professionisti, e abbiamo l'argomento base riguardante il codice della strada con tutte le sue novità, le sue attivazioni eccetera e le sue problematiche, e ci troviamo a Nole in via Volvera 3 e siamo presenti nell'ufficio il martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì dalle 14 alle 16 per ogni tipo di discussione. Chi volesse invece chiamarci telefonicamente può fare il 328 07 15 232 o mandarci delle email rapportisociali@libero.it, quindi non in via Volvera 3. Noi siamo presenti appunto tutta la settimana. Con noi ci sono, come ho detto prima, i professionisti a seconda delle problematiche. Avete bisogno di un ingegnere, di un architetto, di un geometra, di un commercialista, di un CAF, di un patronato, di un medico, di qualunque cosa abbiate bisogno. Ci riferiamo soprattutto alle persone sole, malate, che non sanno come risolvere i problemi e che hanno delle problematiche. Noi ci mettiamo a disposizione, ringraziando il cielo. Con noi abbiamo sempre, mai è quello che vale di più, perché oltre a essere un grosso personaggio a livello professionale è anche un personaggio molto conosciuto a livello politico, perché parlando del Piemonte, la città di Buncalieri ormai è diventata la base per quanto riguarda noi per dare informazioni e discussioni. Chi volesse invece, se ha tempo, chiamare la Radio Libertà può fare lo 02 92 94 7222 appena sarebbe libero il telefono, oppure inviare dei messaggi al 340 67 09 659. Oggi, prima di dare la parola all'architetto Arturo Caligaro, avviso Arturo che abbiamo con noi poi in un certo momento in collegamento anche il presidente Ubaldo De Maria, perché abbiamo due avvenimenti, domenica questa e l'altra, che riguardano le auto storiche, una per quanto riguarda la provenienza da Moncalieri e l'altra da Biella, però ce li facciamo spiegare dal presidente che meglio di lui non lo può fare, e anche lui fa parte del settore volontariato. Per quanto riguarda Arturo, io intanto lo ringrazio e gli do la parola, perché poi gli devo dare i due temi da discutere, perché, caro Arturo, abbi pazienza, è colpa mia se tu sei anche politico e la gente viene a gridare, perché ti faccio subito la battuta, Arturo. Qui si parla di chiedere di ridurre i costi, di abbassare i prezzi, di agevolare, perché la vita va sempre peggio, e cosa succede in Piemonte? Tassa Cirio sul bollo auto, pagheranno anche le ibride. Cioè, comunque Arturo, benvenuto e grazie di aver accettato l'invito. Poi parliamo, vai, ciao. Ciao Luigi, sì, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Noi purtroppo viviamo in un momento che è storico preoccupante, perché da un lato vediamo la crisi dell'automobile e con le vicende di Stellantis che chiede soldi al governo italiano per mantenere un minimo di produzione in Italia, dall'altro gli enti pubblici che in qualche modo vogliono sempre fare cassa sempre e solamente sull'automobile, perché in Italia quando c'è bisogno di soldi la prima cosa che si pensa è di prenderli da chi usa l'automobile, come se fosse una categoria speciale, no? Di benestanti, senza contare che, come abbiamo detto tante volte, l'automobile serve ai cittadini per spostarsi, visto che abbiamo una mobilità
che non è tra le migliori, ecco, per usare un eufemismo, e in Piemonte non brilliamo. Abbiamo una rete ferroviaria dove la maggior parte delle linee viene soppressa, perché non c'è una pianificazione, una programmazione di interventi e una visione molto più ampia di quello che è il trasporto locale, e quindi tutto questo errore ricade poi sui cittadini che devono in qualche modo andare a ripianare le casse pubbliche, e come e col bollo di circolazione. Adesso dobbiamo leggere bene il provvedimento, Luigi, perché vediamo se riguarda solo le auto ibride oppure riguarda anche dato quelle... la parola, perché poi sai che noi siamo, non che lo devo dire io, siamo sinceri, perché noi quello che diciamo non è mai stato contestato in questi 30 anni con la nostra radio, ma non perché siamo diversi, perché cosa facciamo? Leggiamo. È come quando il sacerdote legge il Vangelo, poi se il sacerdote è cupio non interessa a nessuno, lui quando legge il Vangelo legge quello che c'è scritto e corrisponde alla realtà, appunto. Quindi io, Arturo, faccio che dirti e poi discuti, perché tu devi spiegare, perché guarda che martedì arrivano a romperti le palle ancora. Praticamente qui dice, io forse non capisco perché essendo ricognito, qui dice esenzione a Dio a partire dal 2025. Ma perché dico questo? Perché abbiamo l'abitudine, ripeto, di dire le cose prima che succedono per avvisare a chi ne viene poi condizionato di essere avvisato. Quindi 2025, caro Arturo, è fra un mese e mezzo, massimo 2. Allora cosa dice? Per i primi 5 anni, parlo sul bollo auto, per le ibride, per i primi 5 anni si paga il 50%, poi l'intero importo. La variazione di bilancio comunicata dalla regione, nelle casse della regione, arriverà con 4 milioni di euro in più, mentre in Parlamento il presidente Tajani tuona contro le tasse e contro il poverissimo Giancarlo Giorgetti, che è un mio fratellone, e questo lo sottolineo, alle prese con una manovra lacrime e sangue. A Torino, ecco perché è colpa tua che ne fai parte, il suo vice in Forza Italia, si chiama Alberto Cirio, impone qualche nuovo balzello ai piemontesi. Il piatto piange, e a rimpolpare le anemiche casse della regione è ora una priorità. Si parte dal bollo, cioè si inizia dal bollo che dal prossimo anno verrà pagato anche dai possessori di auto ibride. Fino a quest'anno è valsa infatti l'esenzione come strumento distintivo per l'acquisto di una vettura ecologica, ma ora le ibride sono tante, poi mi spiegherai cosa sono e dove sono passate dalle 6.000 dal 2018 alle 60.000 del 2023, e quel potenziale tesoretto di circa 4 milioni di euro fa gola all'assessore del bilancio, pure lui di Forza Italia, che cerca di far tornare i conti nella sua manovra. Nello specifico, il provvedimento riguardante veicoli ibridi, benzina e elettrico immatricolati a partire dal 1 gennaio 2025 pagheranno la tassa al 50% per i primi 5 anni e dal sesto il versamento intero. Quindi rimarrà invece l'esenzione per l'elettrico, con l'obiettivo di incentivare la transizione. Un piccolo aiuto per gli enti locali arriva inoltre dall'esenzione per tutti gli scuolabus, che graverà sulle casse regionali per altri 266.000 euro. Quindi noi abbiamo letto, tu politicamente devi rispondere ai cittadini che verranno a dirti: ma come? Anziché diminuire nelle accise, nel costo della benzina, nel costo della macchina, nel costo del aumenta tutto. Cioè,
Come la metti tu a livello politico? Poi parli a livello professionale. Sfogati, vai Arturo, vai. È quello che dicevo prima, si mettono le mani nelle tasche dei soliti che pagano sempre tutto, no? Quindi già il bollo, e noi l'abbiamo ripetuto da decenni, dovrebbe essere abolito aumentando di una piccola percentuale il prezzo della benzina, le accise sulla benzina, perché il bollo è una tassa iniqua, cioè paga lo stesso bollo uno che fa 100.000 chilometri all'anno di uno che ne fa 1.000, quindi il bollo era nato proprio con lo scopo di avere un'entrata per la manutenzione delle strade, dell'illuminazione pubblica. Quindi in qualche modo più usi la macchina e più paghi. Se questo balzello fosse spostato sulla benzina, e lo Stato risparmierebbe perché non avrebbe tutti i costi della gestione di questa tassa. Immaginatevi il personale in ogni regione che deve andare a controllare, a decidere e tutto quello che è connesso al bollo di circolazione, mentre fosse sulla benzina sarebbe un tributo che uno versa allo Stato e poi lo Stato in qualche modo lo dirotterebbe in base al numero delle immatricolazioni sul territorio. Gli italiani speravano in un federalismo, adesso speriamo vada in porto questa riforma che dà spazio più alle autonomie, ma questa tassa, il bollo di circolazione, era appunto nato in tema di federalismo fiscale, in modo che le regioni autonomamente potessero decidere di propria sponte il quantum far pagare e le varie esenzioni. Questo si è dimostrato però una brutta parentesi, perché ogni regione cerca di far quadrare i propri conti, e come la regione Piemonte va a raschiare il fondo del barile su chi ha scelto un autoveicolo diciamo meno inquinante, perché le auto ibride dovrebbero in qualche modo essere meno inquinanti, per cui tassare chi non può permettersi il lusso di comprarsi un'auto elettrica. E qui andiamo sempre a fare un favore ai ricchi, perché io avrei capito la scelta dell'assessore al bilancio di tassare anche le auto elettriche, perché se io ho i soldi per comprarmi un'auto elettrica ho anche i soldi per pagarmi il bollo di circolazione. Lo sappiamo tutti che le auto elettriche non sono economiche, ma che possono permettersele solo non molte fasce di popolazione, quindi le fasce medio-basse, quelle che a parole si vogliono tutelare, non hanno certo né l'auto ibrida né l'auto elettrica. E allora se dobbiamo penalizzare l'auto ibrida, facciamo che togliere tutte le agevolazioni anche per le auto elettriche. Molta gente è stata costretta a comprarsi l'auto ibrida proprio per l'eccessivo costo e le difficoltà di gestione di un'auto elettrica, perché tutti parlano dell'auto elettrica come un toccasana, ma sappiamo benissimo, e noi l'abbiamo più volte detto nelle nostre trasmissioni, di come in effetti non sia molto semplice gestire l'autonomia soprattutto delle auto elettriche, che è estremamente ridotta, quindi nella previsione di un viaggio che sui 300-400 chilometri la necessità di una sosta per ricaricare le batterie fa sì che questo renda molto difficoltoso gli spostamenti lunghi, e inoltre oltre a essere oneroso in questo senso è anche dispendioso in termini economici, perché poi abbiamo visto le ricariche, c'è stato un servizio, in televisione hanno fatto un servizio sul costo di una ricarica, una ricarica rapida, che vuol dire che ti dà solo il 30% di carica delle batterie,
che costa come un pieno di gasolio per un'auto diesel. E quindi anche l'economicità è tutta da verificare sull'uso dell'auto elettrica. Ma ritorniamo a noi, all'uso che ne fanno le regioni di questa tassa, e ogni regione poi dispone, lo vediamo anche in un altro campo e lo dirà magari meglio De Maria, sulle auto storiche, dove non c'è la volontà dell'esenzione totale per le auto superiori ai 20 anni. Un'autovettura di 20 anni, ed è un'autovettura che ha sempre pagato il bollo per 20 anni e che ha quasi coperto il costo e il valore dell'autovettura, che deve continuare a pagare il bollo per intero. Quindi abbiamo delle situazioni limite dove il bollo di circolazione per alcune vetture anziane è superiore al valore stesso dell'autovettura. Questa è come ha fatto a decidere che dalle auto ibride poteva recuperare dei soldi per evitare tanti costi di negatività per il bilancio? Scusami, ma se chi comprava già l'auto ibrida, mi pare che la comprava perché aveva già pensato che l'esenzione era valida. Adesso con quale, cioè io ho chiesto come cittadino, tu come politico devi rispondere, ma come mai è venuta fuori questa idea? Perché sono andati lì? Come mai? Proprio sulle macchine, ma in una città come Torino, dove, io te lo dico Arturo, guarda che non siamo più la capitale dell'automobile, qui non si fa più niente, forse neanche più le biciclette elettriche, non ti incazzare. Tu mi vai ancora ad aumentare quello? È vero, tu dirai il 50%, ma intanto è sempre una tassa che devi pagare. Hai visto il valore delle macchine? È quasi triplicato o decuplicato sul valore delle ibride da quelle che era qualche anno fa. Ma allora scusa, se io ho un consumo di 1000 invece di 100, quello che deve decidere mi aumenta sul 1000 le tasse invece di diminuirmele per aumentare il costo? Dai, così no. Ma secondo te, politicamente, che risposta dai a chi ci sta ascoltando per questa roba? Guarda che 2025, fra 40 giorni, 1° gennaio, che gli dici? E questo darà un ulteriore colpo alla vendita di autovetture, perché chi si è fatto i conti per l'acquisto di un'autovettura valuterà anche questo fatto nella scelta dell'acquisto, e quindi questo porterà magari qualcuno, anziché scegliere l'ibrido, a scegliere l'autovettura normale, quindi pagare il bollo in un modo, spendendo di più per una macchina ibrida. Uno spende subito di meno, si compra una macchina ad alimentazione tradizionale e non ha il problema di vedere il bollo poi esentato per 5 anni, no? Per il 50%. È un altro colpo che si dà al mercato, che in questo periodo soffre molto della vendita di autovetture. Stellantis denunciava un meno 33% di vendite, no? In Italia di autovetture di sua produzione, per cui vuol dire che la gente ha acquistato il 33% in meno delle auto prodotte quasi per la maggior parte in Italia. E se noi aumentiamo ancora le imposte su queste auto, la percentuale si ridurrà ancora, perché molta gente non andrà a comprare una macchina ibrida, sceglierà una macchina più economica, magari ritarderà l'acquisto per vedere se il mercato si muove o se ci saranno nuovi incentivi, ed è una cosa conseguente a questa scelta che è stata fatta di basare tutto sull'ibrido o sull'elettrico. È stata una scelta che a noi per Torino è stata devastante, perché ha penalizzato la produzione anche delle ditte collegate alla produzione della Fiat. È stata una scelta devastante imposta dall'Europa,
per non si sa bene che cosa, perché se andiamo a fare il bilancio energetico dell'impatto che dà una macchina elettrica e una di ultima generazione Euro 7 a benzina, se si fa il bilancio complessivo della vita dell'autovettura, ci sono studi che dicono che l'autovettura elettrica inquina forse di più che non un'autovettura a combustione, con un motore a combustione interna. Per cui adesso tutti questi dati vengono sottaciuti, non vengono reclamizzati, perché oramai l'onda di pensiero è quella di basare tutto sull'elettrico e sull'ibrido, per cui le case automobilistiche hanno scoperto una nuova fase di mercato che però non viene accolta dalla clientela, se non una certa clientela, perché i cali di vendita di autovetture riguardano tutti i produttori, non solo Stellantis, e quindi il mercato è quello che dice che è stata una scelta sbagliata questa, perché il mercato delle automobili fa sì che vengano valutate molto le auto usate. Il mercato delle auto usate, e questo è sotto gli occhi di tutti, ha subito un'accelerazione nei prezzi incredibile, per cui la gente si basa sul mercato delle auto usate che in qualche modo possano circolare senza affrontare i costi di una macchina elettrica o di un'auto ibrida. Quindi abbiamo l'assurdo che vendiamo meno macchine nuove, ma c'è un mercato molto fiorente dell'usato. Questo dovrebbe far riflettere non solo chi produce o nel settore delle automobili, ma anche i politici che amministrano, perché io penso che chi viene eletto e che ricopre questi ruoli assessorili, dopo un po' di tempo si dimentichi della quotidianità della gente comune, perché vivere nei palazzi a volte fa perdere di vista quello che è la vita normale di tutti i cittadini o della maggior parte dei cittadini e della mobilità. Quindi provvedimenti di questo tenore andrebbero in qualche modo visti organicamente. Se tu vuoi fare un provvedimento di questo genere, dovresti valutare sia le ricadute e concordare con gli altri membri della giunta, quello ad esempio dei trasporti, quello dell'urbanistica, che cosa vuol dire penalizzare un settore importante, perché la gente normale legge sì, vabbè, tanto cosa vuoi che sia, tanto per 5 anni anziché pagare, che ne so, 300 euro ne paghi 150, va bene. Ma questo denuncia un modo di pensare devastante, che per sanare o per far quadrare i conti di una regione si debba aumentare le tasse, quando, come giustamente dicevi tu, poi il leader di partito aborre questa soluzione di andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Questo partito ha fatto una battaglia per non tassare gli utili delle banche, però trova normale aumentare le tasse sulle automobili che si vendono nel nostro Piemonte. Allora il problema è, se tu devi far quadrare i conti, vai a vedere gli sprechi, vai a ridurre le spese che fanno gli assessorati. Tu poi sei vissuto in regione, abbiamo visto come funziona e i vari rivoli di denaro che vengono investiti in iniziative perlomeno da definire suggestive, e ci sono. Occorrerebbe una razionalizzazione. Se non va in porto il disegno dell'autonomia, io ritengo che sia inutile la stessa esistenza delle regioni, perché se le regioni non hanno quell'autonomia possibile da poter gestire a 360 gradi alcune materie, abbiamo un organismo elefantiaco che costa molto solo di gestione dell'apparato e che non fornisce i servizi sperati ai cittadini. L'80% del bilancio della regione, e tu me lo insegni,
è dato dalla sanità, il 20% rimane tutto il resto, pur avendo competenze importanti come quelle che si diceva prima, nella mobilità, nell'assistenza o quant'altro possa essere le competenze della regione. Per cui tenere un organismo come una regione con i costi che ha, poi tu l'hai vissuto dentro, sai benissimo gli stipendi che ci sono, i funzionari, la burocrazia, non ha senso in un paese dove i cittadini fanno sacrifici e poi esistono apparati costosissimi. Non so se dobbiamo lasciare spazio. Adesso lasciamo un attimo la pubblicità che si mette in collegamento con il nostro presidente De Maria, e così nella seconda parte ti sto preparando un bel tema che ti renderà più allegro ancora di adesso. Diamo la parola alla radio. Grazie alla nostra regia. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Luigi, a te la linea. Grazie. Quando è in collegamento dai Maria me lo dici che... Collegamento, Baldo. È già in collegamento? Pronto? Sì, pronto. Allora, ciao Baldo, sono Luigi. Senti, ti rompo le Ciao palle Luigi. per 5 minuti. C'è anche Arturo, è il collegamento che ti ascolta, non ti ricordo rispondere perché però puoi spiegare ai nostri fratelloni, tu che sei presidente, sei anche parte della famiglia, cosa c'è domani per quanto riguarda la manifestazione dell'autorally lì dell'ospedale Cirie, che parla dei sorrisi di solidarietà per le auto storiche, Certo. E quella poi di domenica 27, così le parli di tutte e due le manifestazioni della Castagnata con l'esposizione delle auto storiche. Puoi spiegarci cosa sono? Cosa vuol dire? Aspetta che sono in una posizione un po' critica, aspettami solo un attimo. Sì, noi non Eccoti. Quando sei libero di farle delle due manifestazioni, spieghi dove sono, come si fanno e in che consistono. Ragazzi, però mi dovete dare 2 minuti, dico 2 minuti che mi sposto da dove sono perché qui la ricezione è bruttissima. Ho bisogno di 2 minuti che mi sposto. Quando si fanno, allora io intanto parlo di quello che sarà la seconda parte, caro Arturo, che riguarda per esempio addio ai motori termici, le accise che fine faranno e la strategia del governo. E noi dobbiamo essere chiari, no? Dire come la pensano, come sarà il problema e come sarà la soluzione. Che altre cose noi non possiamo fare, caro Arturo. Noi dobbiamo riferire quello che succede. Poi, se qualcuno ci chiede a noi come la pensiamo, come potrebbe essere risolta, eccetera, questo lo facciamo già da 30 anni, però chi è che ci ha dato ascolto a noi fino adesso? Nessuno. È vero o no? Poi vedrai. Allora, qui cosa vuol dire? Che le auto termiche hanno una data di scadenza e sulle accise il governo dovrà esprimersi, ma al momento regna una spaccatura fra due correnti di pensiero, cioè io devo diminuire le tasse, è come se diminuire le tasse le diminuisci solo a me che sono fascista e non le diminuisci contemporaneamente anche all'altro che è un comunista. Se il pane costava 10 e da domani costa 5, sia per il fascista che per il comunista costa 5, oppure al comunista la fanno 10 e a me la fanno 5, insomma sono cazzate, io la vedo così. Poi il futuro della mobilità è green, vabbè, ma è anche un prezzo, a che prezzo? In Italia il dibattito sull'introduzione di nuove tasse sulle ricariche delle auto elettriche, quelle che dovrebbe essere nel 2030, si accende. Tra le esigenze di sostenibilità ambientale e quelle di bilancio statale bisogna trovare una soluzione che magari
non soddisferà appieno nessuno, ma quantomeno rappresenterà un valido compromesso, questo cosa stiamo andando. Poi qui dice, dal governo arriveranno segnali precisi e il Ministero dell'Ambiente, ministro, ribadisce la sua posizione di un approccio realistico e concreto alla transizione energetica, senza finire imbrigliati nei dogmi e pagarne pegno a lungo andare. L'idea dell'onorevole è di apportare dei correttivi sulla neutralità tecnologica e sul sostegno ai biocarburanti, una posizione che incontra in favore dei petrolieri preoccupati dall'impatto negativo che l'elettrificazione dei trasporti potrebbe avere. Cioè, si stanno già creando i problemi per quello che succederà se arriveranno le auto elettriche. E noi oggi di che cosa stiamo parlando? Che quando facciamo la benzina oggi è così, domani è così. Vantaggi e svantaggi, quali sono? La strategia non è esente da criticità. Il prezzo della ricarica, infatti, già cresciuto in misura considerevole nell'ultimo periodo. Inoltre, un ulteriore aggravo rischia di disincentivare il passaggio alla BEV, rallentando il processo. Inoltre, l'imposizione di nuove tasse su biocarburanti, cioè qui si parla solo sempre di tasse in più, no? Considerati da alcuni una soluzione alternativa ai combustibili fossili, solleva dubbi sulla loro reale sostenibilità e sul futuro all'interno del panorama europeo. Quindi l'esecutivo europeo, perché parliamo dell'Europa, noi facciamo parte dell'Europa e condividiamo nel positivo e nel negativo quello che dobbiamo subire. L'esecutivo si trova insomma di fronte a un bivio: privilegiare il breve o il lungo periodo, oppure nel caso in cui venga scelta la prima strada, allora la politica promossa dalla Commissione europea è la migliore. Altrimenti, se l'obiettivo è quello di creare un sistema virtuoso in vista dei prossimi anni, l'idea del governo si lascia preferire. I bicarburanti, lo ricordiamo, verrebbero esclusi nel 2035, stando ai piani comunitari, i quali però verranno ridiscussi come già comunicato da Ursula von der Leyen. Cioè noi mi pare che siamo aggiornati su questo. Aspetta che guardo se il nostro presidente De Maria può ascoltarci e può rispondere, altrimenti Arturo ti arrangi poi tu a dare queste risposte, perché qua c'è tanta quella roba da leggere che non si esce più. Ci sei, Ubaldo? Ci sono, buongiorno a tutti. Allora dati da fare, va per le due. Allora, due cose importanti, importantissime secondo me. Campioni per un giorno. Campioni per un giorno è la manifestazione che ormai si ripete da, credo sia la 6ª o la 7ª edizione, che si ripete nel circuitino di Barauda vicino a Moncaglieri, dove praticamente noi, un gruppo di amici eccetera, con le macchine, diciamo sia le macchine vere e proprie da rally, ma anche le macchine sportive classiche, ci siamo presi l'impegno di far passare una giornata diversa, una giornata particolare, farli sentire dei piccoli campioni, dei piccoli copiloti e soprattutto i bambini dell'oncologico dell'ospedale di Cirie e anche dell'ospedale Regina Margherita. Veniva almeno una volta, fino all'anno scorso c'era anche loro. Cosa succede? Loro vengono portati accompagnati dai genitori in questa pista e noi li portiamo a fare qualche giro sulla pista sulle macchine appunto sportive, le macchine d'epoca. Poi dopo averli, diciamo così, fatti divertire, nel pomeriggio di solito facciamo da taxi driver, ovvero con una quota, diciamo, minima di offerta, portiamo il pubblico
a fare le stesse cose, a fare gli stessi giri, e tutto il ricavato viene dato appunto al primario dell'ospedale, del reparto oncologico di Cirie, e anche della Regina Margherita, almeno fino all'anno scorso era così. Questo è far del bene. La cosa che più diciamo mi ha fatto sempre, mi ha appassionato, è vedere veramente questi bambini che hanno dei grossi problemi di salute ritornare a sorridere almeno per un giorno, almeno per qualche ora, e dimenticare quello che vivono nel reparto di oncologia soprattutto. Quindi veramente faccio un appello a chi vuole partecipare, chi vuole andare a vedere, chi vuole fare 2 giri con le macchine da rally o drift, che dir si voglia, domani dalle 9 in avanti al circuitino di Barauda vicino a Moncaglieri. Sì, poi questa è la prima notizia che devi spiegare, devi spiegare. Prego? Anche quella di Biella, quella del mercatino mistico delle auto storiche, anche lì che ci sono l'esposizione. Che ne dici? Certo, e quello, ti dico la verità, non ho ancora visto nessuna locandina. Sono sincero, non sono preparato su quello di Biella. Il raduno dinamico che era organizzato per domenica 27, siccome, questa era la cosa che dovevo anche dire, siccome c'era un raduno dinamico di auto storiche e da rally, però è stato rimandato a novembre, se non sbaglio al 6 di novembre, in quanto ed era praticamente sulle strade del vecchio Rally Team 971. È stato rimandato perché sabato, sempre sulle nostre strade, partendo da Bauda Canavese, facendo il Sant'Ignazio, View, il Col dell'Is, Rubiana, eccetera, c'è il Valmessa Graffiti, anche questo un raduno dinamico di vetture storiche e da rally, sulle strade dei rally di Torino e addirittura dei rododendri, i rally di una volta. E questo raduno è anche questo un raduno dinamico. Alla fine mi pare che si fanno quasi un centinaio di chilometri su queste prove speciali, per arrivare poi ad un momento conviviale, ad una cena a Villardora sabato sera. Allora, siccome c'era questa in concomitanza, giustamente ritengo, Ghiotti ha rimandato, l'organizzatore del raduno dinamico del team 971, l'ha rimandato di 15 giorni. Ecco, queste erano i 2 weekend pieni. Ecco. Queste cose, no? Prego? Siete sempre voi del Canavese, sempre la tua... Sempre noi, sì, certo, sempre noi, il Deltuan, domani c'è il Deltuan e poi tutti quelli che vogliono partecipare. Noi, il Valmessa Graffiti, c'è una società mi pare sia proprio di Rubiana, comunque con l'ausilio di varie associazioni che si agganciano e che fanno queste manifestazioni. Ok, va bene, no, io ti chiedo scusa di averti preso, però tu sei responsabile, quindi sei il migliore. Certo, adesso mi informerò e poi riuscirò a dirti qualcosa anche del raduno di Biella, che ne ho sentito parlare ma non ho ancora niente di tangibile, diciamo. Che così, se va bene, ti rompiamo le palle anche sabato, vai tranquillo. Ok, d'accordo. Dai. Va bene, d'accordo. Vi ringrazio di cuore, buona domenica a tutti e vi aspetto numerosi a Barauda. Ok? Ciao, grazie. Grazie, buona domenica. Ciao. Grazie a te. Sì. Ciao Arturo. Ciao. Ciao. Alla prossima, ciao. Adesso ce la pigliamo con grande Arturo, a parte che hai sentito il nostro, come già detto, io però ti avevo fatto delle domande perché è più incavolato di prima per quanto riguarda la di motori termici, con le accise che ti ne faranno. Come dici di tutta sta roba, Arturo?
sfogati, vai, c'è 10 minuti. Se sei in linea, eh? Pronto? Arturo? Richiamo un attimo Arturo. Ci sei? Luigi. Pronto? Pronto? Luigi, vai avanti tu, Arturo? richiamo un attimo Arturo. Ah, ecco, grazie, sì. Allora, ok, allora io vado avanti perché poi c'è anche il problema per quanto riguarda la riforma della rete dei carburanti in arrivo, che ci saranno più bio e green, e quindi cosa cambia? Che in arrivo la riforma della rete carburanti, il governo Meloni punta a rendere il settore più ecologico, il decreto composto da 11 articoli sarà esaminato in Consiglio dei Ministri e prevede un sostanziale ammodernamento delle stazioni di servizio con un'attenzione verso le tecnologie verdi come le ricariche elettriche, biocarburanti e quali sono le novità in arrivo, eccetera. Col decreto delle riforme incentivi e contributi vari, oppure il fondo per la mobilità, autorizzazioni distributori, eccetera. Arturo, ci sei? Così ti puoi sfogare? Pronto? Ci sono, Luigi, è caduta la linea un attimo, ci siamo ripresi. Comunque hai sentito Ubaldo e poi io quello che ti ho detto, perché ce ne sarebbe da andare avanti per una vita. Vai pure, ancora 10 minuti per te, vai. È una questione più che economica finanziaria. Allora, con la diffusione della mobilità elettrica e quindi la necessità delle ricariche delle batterie, si sposta il mercato dai carburanti classici, benzina e gasolio, che fanno capo alle multinazionali del petrolio, ai distributori, a quant'altro, e allo Stato, perché grande parte degli introiti sui carburanti fossili va a finire allo Stato, a altri gestori che sono Enel, che sono i distributori dell'energia. Quindi i guadagni passano da una categoria all'altra, e nell'elettrico la diffusione dell'elettrico ovviamente provoca un danno fiscale, perché se la gente consuma meno benzina e meno gasolio non ci saranno le accise prese dallo Stato, perché la stessa percentuale che viene pagata dal cliente sulla benzina e sul gasolio che finisce allo Stato non è la stessa di quelle della ricarica elettrica. Quindi lo Stato dalle macchine, dalle autovetture elettriche ci guadagna, ci perde le accise e ci perde molto. Voi pensate in Italia se con una bacchetta magica per un giorno intero nessun automobilista e nessuna autovettura, nessun veicolo facesse il pieno di benzina, sarebbe un danno economico incolmabile per lo Stato italiano, perché si vedrebbe sottrarre un'entrata molto cospicua. Questo succede lentamente con il passaggio appunto all'elettrico, dove vi è una tassazione minore del carburante, i petrolieri guadagnano di meno e guadagnano di più le grosse società che forniscono corrente elettrica. Quindi c'è un passaggio di interesse, un passaggio finanziario da una parte all'altra. Per quello l'elettrico non sarà economico, perché lo Stato, vedendo di ridurre i suoi introiti dai carburanti fossili, dovrà per forza, per far quadrare i conti, passarlo su quello elettrico. Quello che fa la Regione Piemonte. Quello che fa la Regione Piemonte con il bollo, quindi iniziare a tassare anche le autovetture ecologiche, perché altrimenti i conti dello Stato saltano. E quindi ci sarà la necessità di rivedere o le bollette elettriche, perché
uno che ha la ricarica nel garage paga l'Enel, paga AM, paga ERA nel fornitore e non paga più lo Stato, non versa più la tassa allo Stato sui carburanti fossili, quindi quel cittadino pagherà molto meno in questo caso e lo Stato avrà un introito inferiore, per cui ci sarà la necessità di vedere una tassazione, perché se no lo Stato italiano non sta in piedi. Senza gli introiti dell'accise sulla benzina, lo Stato italiano non ha più i soldi per pagare tutto quello che deve pagare, perché è uno degli elementi fondamentali della tassazione in Italia il recupero delle accise sui carburanti. Per cui necessariamente bisognerà tassare l'autovettura elettrica. Come si tasserà? Non è solo la colonnina, perché quello che prende la corrente dal suo contatore nel garage e non dalla colonnina, non sarà possibile distinguere la corrente che viene usata per la lampadina di casa o per ricaricare l'autovettura. Quindi anche in quel contesto lì non si potrà tassare la ricarica come si potrà fare sulla colonnina, per cui ci sarà la diffusione, se verrà tassata la colonnina stradale della ricarica elettrica in maniera esorbitante, ci sarà un mercato di potenziamento delle ricariche fatte in casa, quindi con la richiesta di contatori con maggior kilowatt per poter fornire la corrente e caricabatterie. Quindi è tutto un nuovo mondo che si apre e che lo Stato italiano penso non abbia previsto in maniera approfondita. Anche perché Arturo, così ragioni ancora di più, ma sai che così ti do di più. Io ti do le cifre, i numeri, non che do i numeri all'otto, i numeri veri, cioè spiega poi ai nostri ascoltatori gli incentivi. Il decreto di riforma della rete carburanti prevede, ti dico le cifre per quello che ti ho interrotto, così spiegherai meglio cos'è, un massiccio investimento che per questo obiettivo sono previsti, Arturo, fino a 47 milioni di euro all'anno tra il 2025, per quello che parliamo di quello che ci aspetta, no? E il 2027, destinati a finanziare la riconversione delle stazioni di servizio. La riconversione spiegherai poi che cacchio vuol dire, no? Verso soluzioni più ecologiche. Poi abbiamo anche un altro. Gli incentivi per la riconversione includono un contributo fino a 60.000 euro che coprirà fino al 50% delle spese sostenute dalle stazioni di servizio che installeranno infrastrutture per la ricarica elettrica entro il 31 dicembre del 27 e il contributo prevede ulteriori 10.000 euro se oltre alle colonnine elettriche verrà installato almeno un distributore di biocarburanti liquidi e gassoli, cerca di spiegare. Poi c'è l'altro, fondo per la mobilità elettrica. Le risorse, uno degli strumenti centrali della riforma è l'istituzione di un fondo per la trasformazione della rete carburante, quindi con una dotazione, Arturo, di 140 milioni di euro per il triennio 2025-2027 e in più abbiamo l'autorizzazione ai distributori dove dice che il decreto introduce tra le altre cose regole più stringenti per il rilascio di autorizzazioni per i nuovi impianti a partire dal 1 gennaio 2025 non sarà più possibile aprire nuovi distributori senza impianti
e prevedere la presenza di almeno un vettore energetico alternativo ai combustibili fossili, come le sopra citate colonnine di ricarica elettrica o distributori di biocarburanti. Io non ho capito niente. Tu cosa spieghi a chi ci ascolta, Arturo? Perché c'è una grossa contrapposizione e lo si vede appunto da questi provvedimenti. Da una parte l'ideologia e la propaganda ti dice devi favorire la mobilità, tra virgolette, green, che poi green non è, sull'elettrico, quindi devi per forza, in funzione dell'ideologia, finanziare le colonnine, queste cose qua. Dall'altro canto bisogna trovare nuovi introiti per lo Stato. Da una parte distribuisci risorse per queste colonnine e diciamo che premi solo ed esclusivamente chi può permettersi un'auto elettrica. Non va a favore del cittadino che ha l'appunto e che si sposta per lavoro e magari una volta all'anno va in ferie, no? Questi finanziamenti premiano una categoria, no? E sappiamo benissimo i costi che hanno, che si affrontano per passare in questa categoria di possessori di auto elettriche. E quindi lo Stato finanzia chi ha già delle possibilità economiche con la realizzazione di questi impianti, che poi costeranno molto cari per chi usa le autovetture elettriche, ma la possibilità di chi acquista un'auto elettrica mette in conto anche i maggiori costi. Dall'altro bisognerà in qualche modo andare a coprire i mancati introiti delle accise dei carburanti fossili. E io scommetto, e magari anche tu lo sappiamo già, dove si andrà a prendere i soldi per andare a coprire queste spese. Quindi ci sarà un aumento delle accise sui carburanti fossili, perché i soldi bisogna trovarli, che andrà a finanziare la realizzazione delle colonnine elettriche. Quindi è come andare a mettere la testa sul ceppo del boia, no? Per cui da una parte ci saranno dei prezzi incredibili per i carburanti normali, quindi per la povera gente che non può permettersi l'auto elettrica, ci sarà un incremento notevole dei prezzi dei carburanti per andare a finanziare la mobilità green, diciamo tra virgolette, dei ricchi, no? Facciamo i Robin Hood al contrario, rubiamo i poveri per dare ai ricchi. Perché questo sarà Arturo, perché purtroppo abbiamo tante cose. Sabato prossimo ci saranno altre ulteriori novità, perché qui io ho capito che da una settimana all'altra cambiano quasi dall'A alla Z. Comunque grazie Arturo di averti rotto le palle, tu hai accettato, ormai fai parte della famiglia e ci sarai sempre, quindi ti ringrazio e ci sentiamo poi sabato prossimo dalle 11. Grazie Arturo. Buona domenica, un abbraccio a te Luigi e un ringraziamento alla nostra regia. Buona giornata a tutti. Sì, grazie. Io do l'ultimo indirizzo, ringrazio anch'io la nostra radio Libertà. Noi siamo, come detto prima, a None, dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16. Ci chiamate via telefono 328 07 15 232 e noi vi diremo dove, come e quando, in che condizioni, in che misure ci possiamo trovare. Ringrazio ancora la nostra radio Libertà e penso che le nostre cose siano utili per chi ci ascolta e sono poi utili anche per chi subisce, come tutti gli automobilisti. Grazie e buona Padania e buona giornata a tutto lo studio. Buona Radio Libertà, a voi studio, grazie.